È giunta a San Gavino la marcia per l'indipendentismo di Dodore Meloni. Il presidente di Maluentu ha incontrato il sindaco Gianni Cruccu, che ha apprezzato il lavoro di Dodore, definendo un autogol della regione, perché avrebbero dovuto dare la possibilità ai sardi di esprimersi e quindi di poter dire se sentono questo sentimento di indipendenza, di autonomismo, e invece non hanno avuto la possibilità di poterlo fare per questioni che io non conosco. Probabilmente sarà qualcosa di un cavillo legale, però perché non dare la possibilità al popolo sardo di esprimersi e di poter dire sono d'accordo o non sono d'accordo? 30.000 firme raccolte con grande fatica, che però non consentiranno ai sardi di esprimersi. Andremo avanti passo dopo passo fin quando si dovranno decidere che è un nostro diritto a esprimerci, a votare o meno, e tutti quanti, da Cappellacci al Consiglio regionale, a tutti i consigli provinciali, a tutti i sindaci, dovrebbero alzarsi in piedi almeno una volta nella loro vita su questo e dire è un diritto dei sardi, dire o sì o no. Dove sta il problema? Tanto la Sardegna c'è miliardi di anni, continuerà a esserci per miliardi di anni, ma mi auguro che gli anni che dovranno venire saranno quelli della libertà del popolo sardo, che possono decidere sul loro presente, sul loro futuro, per le future generazioni e quanti altri verranno.